Allora, io sono Federica, sono laureata in arti visive e ho 28 anni. Io sono Trevisana Eva Chiara, mi sto laureando in accademia a decorazione e ho 25 anni. Che opera hai portato? Ho portato 3 opere, una si situa sulla vetrata, quindi interagisce con la luce, un'altra sono dei libretti da sfogliare e l'ultima sono dei gessi messi in giardino. Raccontacela. Allora, Eva svolge un lavoro un po' complesso, quindi raccontarlo in poche parole risulta un po' difficile. Essenzialmente lei lavora con la forma e la materia e verifica come gli agenti esterni interagiscano con questi due principi base un po' della creazione artistica. In questo caso abbiamo deciso di creare 3 allestimenti diversi per vedere come, ad esempio al piano nobile, la forma interagisca con la luce, sebbene in questo caso sia artificiale, e io sto guardando te, ma vabbè. E poi a questa forma viene data una scansione temporale nei libretti. Sfogliando i libretti si può vedere come la ricerca si sviluppi, ma allo stesso tempo c'è un'involuzione perché la pittura ad olio svanisce dalla carta lasciando solo una traccia. Nel caso invece poi del giardino si passa alla materia, siamo passati a delle forme in gesso che sono collocate in ordine casuale, che poi è un po' il tema di questa esposizione, all'interno dello spazio del giardino. In questo caso che cosa succede? Gli agenti esterni, sotto forma di meteo o azione delle persone, agiscono sulle forme in gesso e le modificano, e questo è un po' il processo che abbiamo voluto prendere in considerazione in questi 15 giorni di esposizione. In questi 15 giorni viene chiesto a chi visita la mostra di fare delle fotografie ai gessi per vedere come questo processo si sviluppi nel tempo in cui noi non ci saremo. Queste foto vengono inviate all'artista creando un'interazione nuova tra fruitore, opera e artista, verificando quindi come il caso agisca senza però bloccare l'azione. Questo è un po' il ragionamento che abbiamo fatto. Com'è stata la relazione tra artista e curatrice? Ottimo, secondo me. Sì. Ci siamo trovate molto bene. Sì, direi che sono stata molto fortunata.